Ed eccoci nuovamente qui per il quarto episodio. Ho provato a guardare il video precedente e devo dire che probabilmente mi sono soffermato fin troppo su cose inutili. Oggi cercherò di andare a un ritmo più veloce e quindi più dritto al punto. Grazie, Amoni. Forza, va a tenere qua. Fermo. Girati. Lentamente. Hai fatto un Questo... grave errore, picciottello. Tu satte mo. A cosa malli hai? Allora, attacco pesante, due attacchi pesanti, due affondi, A chi se male a mettere dentro mezzo? È il mio lavoro, due chiaro? attacchi Far rispettare pesanti, la legge e fermare due quelle comande. affondi, due attacchi So pesanti, tutto di te, capisci? due affondi. Ormai conosco i tuoi attacchi. Sì, ma ha così tantissima come vita conosco questo la tizio. tua. Appena che ti tolgo quel fazzoletto, non avrai più nessun segreto. Prima ci arreniesce. Niente quick time event qua. Poi meno male che eravamo in 3 contro 1, fondamentalmente. Dai o no? E allora Amoni. Cosa è successo? Enzo, Giacomo, e calati essa, eh? Ma come una consegna? Chi Ok. minchia fu? Minchia. Cioè, si torna così a casa tranquillamente. Un poco di colore da giovasse, Caincia, sai? Mi stancai aspettare un invito da parte tua. E quindi decidi di venire tu stessa. Certe volte, quando desideri qualche cosa, te la pigliare. Lo sai che succede se ti verano carincia? Eppure casugno. Tu stai rischiando. Tu lo sai cosa sogno io. E saccio magari che fai. Ma tu sei diverso. Tu non sei come l'auge. Ave una vita, casugno sola. Aspettando che canciasse qualche cosa. Che qualcuno potesse canciare sto mondo. È per questo che stai rischiando. Chi tu che voglio dorissi, Enzo. Ora tocca a te.
Signori! Quando saccio che mi portate il regalo è sempre un piacere attagliarvi. Bene procede la produzione, eh? Una meraviglia. La macchina funziona, ammucciata, silenziosa, nudo che si avvicina. È quasi come se non ci fosse. Magnifico. E speriamo che rimanerà così. A te invece come va? Per ora liscio come l'olio. Da qui a Empire Bay avemo coccheruno a ogni aneddo da catena. E che dove ne peghiamo? Oh, picciotte, forza. Venite con me. Tutta questa roba, mannaro. Chissà, manca metà. Magia mia. Chissà, è americano. Ancora ce n'è. Oh, minchione. Tecca, prova chissà. Empire Bay sta facendo la sua parte, eh? Volesse sapere, con tutto che ci mandiamo. E che isso? È solo l'inizio. C'è una montagna di picciole che ne sta aspettando. Magari ne potremo addivertere. Venite, venite sta cosa. Oh! Amone, forza! Nel frattempo sto provando nuovamente a trovare una quadra a livello grafico, perché più vado avanti più mi peggiora. Adesso ho cambiato la modalità del DLSS, prima era su qualità, adesso è su bilanciato. Fai conto che le picciole sono nostre. Uscire via tutte fottissime. Chi della targa Siracusa. Non ne potremo iscrivere e manco potremo vincere. E io ti dico che a da gara ci partecipiamo. Come? Ah, finiscila. So che avessimo a guidare. O fuori gone. Stavo pensando che potessimo guidare chissà. E da magia. Una carrozzella. A una guys. Già turisti. All'amici nostri americani ci interessa mantenere il rapporto con noi. Aspetta, poco. Vuoi fucilieri? Chi si sospettosi pallottoli? Tagliate più lontano. C'è bisogno solo di una ripezzata, a tutte cose pasquali ci penso. Pasquale? Forse. Forse. Ma la gara la potremo solo insonnare. Prima scarichiamo la macchina. E poi ne mettiamo a pensare a come fare per la serenata. La carrozzella la guido io. Ma chi tu che vuoi? A così, senza motore, che magari non te va un come moro. Lei è tu che minchia ne sa come si guida. Io saccio solo che andiamo a scantare tutti i tiri. A monenno poi su nuovo di Pasquale. Mi faccia sapere non è. Comunque la carrozzella vorrei guidarla io, bellissimo. Ti da così sei sta a moto, per me è buono forse. Su questo nuovo, c'è oscuro e benzina che ci sente ammontuare a tutte. A pompare benzina, sì. Un'iniziativa tra le famiglie. E che ci facciamo con una cosa di questa? Piccioli, ti pompere benzina su futuro. E l'unica pompa nessunata di Palermo è la nostra. Che fare benzina, hanno a vedere di nuace. Piacere. E chissà, vale magari per tutti i piloti della gara. Giusto. E quindi pensavo, e se un anno della gara Pasquale facesse un errore? Un errore. Sì. Mette che per sbaglio, invece la benzina hanno serbatoio ci mettesse l'acqua. Andate e ne facesse comodo. E chi? Qua, Un marchese Siracusa. Siracusa. Chi dura taiga Siracusa? Iddo lo organizzò, Iddo scegliette la pista e Iddo ci mise pure i piccioli. Ah, giusto. E quindi la ma fotografare insieme a una dei buttane. Uno come Iddo, un padre famiglia, un uomo di chiesa. Facesse che te favo si può fare escere una fotografia di chisse. E per noi ce ne esce un po' su una gara. Tra le tre cose, sì. Mi serve solo un punto non una soca... Si è ritaglio, Leone. Concetta! Sei bellissima come sempre. Chi sei così?
Non lo saccio, ma non so capire divertirsi. So so guardi. Può essere. Quanto so? 4. Lui arrivarono un'ora fa. La oggi lui, gioco. Arrivarono con l'amico tuo. Ne quale stanza è? Chi da gioco? Enzo, il vericcio mio è che va a passare il doaco e trovare un punto buono. Vedere superare a Kid. A chi una pesca la manca o passa poco il tecchio. Se mi ferro t'aiuto. Allora, Attia, compa, ti può interessare una seccare su carenne e mercare? Ti posso fare un ottimo prezzo. No, Amone, uveriste tu stesso che sono di prima qualità. Usa che sono adesso. tu birre sigarette contrabbando non penso che devo essere così diretto. E tu non ti pensare che sei meglio. Una sgualdrina che osa toccare un uomo della mia levatura. No, Un ma riesce a tenere. come hai detto, Un ma riesce a tenere. Vostra eccellenza. non ci rinesce, Piero, puttana. Ah, ok. Sì, ma perché la tizia lì è girata verso di me? Amonenne, che due gavette mi abbaissò. Basta con questi giochetti, slegatene. Sicuro che sì, vostra eccellenza. Ma pigliarsi come? La prossima volta acciacchiane tu una dominchia tetto per fare fotografie. E comunque, come è, come non è in gara siamo. O Marchese sarà felicissimo di farne partecipare quando ci faccia bere questo. Io mi fido di Pasquale. Ma con la macchina partiamo sfavoriti. Meglio così. Ne facciamo più piccoli. Solo se vinciamo. Che pensi del piano dell'aereo? Se dovessi che è tutto pronto, è tutto pronto. Quello è il tizio che abbiamo malmenato all'ultima gara. che gioiellino che puntano. Non è veloce come che te l'auto, ma è un pilota che fa la gara. No, la macchina. Sentite che minchia di scroscio che Vedremo se fa. te la mente può scuscere le piccole vincite. Guida come se t'avesse assai la vita. E tu non mi aiuto. Forza Cesare! Forza Enzo! Oh, se vedete vi faccio polizia di state per una mesata. Ma è la stessa è lo stesso tracciato della corsa a cavalli. Vai, vai, vai. Io cavallo non avesse successo. Quale pizzi miei. Bella partenza. Non arrivo, Amone. Ah, questo è il primo, no, magari non il primo, ma è uno dei primissimi momenti veramente brillanti dal punto di vista narrativo, registico, qualcosa che mi pare. Anche ludico, perché nel senso che fa partire ultimo in maniera clamorosa. Comunque non c'è la vita. Ovvero con. Troppo c'è la colpa c'è caggetta. Ma non so cosa dicono perché non capisco il siciliano. Cioè dovrei leggere sottotitoli e contemporaneamente guidare a 90 km/h. La prossima volta è come francese. Pulpe un necchie ma da fai fai. E ma invece la guida in siciliano è un handicap non da poco. E invece l'aspetteranno anche. Ah, e poi un'altra cosa prima che mi dimentichi. Nel video scorso, mentre guidavo una macchina, avevo detto che non si potevano investire le persone. Ma riguardandolo mi sono reso conto che lo dicevo mentre avevo appena investito in una persona. Mai fidarsi di quello che dico.
Enzo, un neofotografo. Stiamo a fare per forzare una foto. No, lascia perdere. Non è disponibile. Minchia, ma sta cosa sai ricordare? Batterisci muniti più ricchi del mondo una cosa rossa, E invece tu cucina. Non sa a fare fotografie. Giusto. Mi pare che era con Leo. E chiami tu? Vabbè. Ne vedremo la macchina. Era con l'amica sua. Non lo so, non ne so. Ne vedremo una macchina, va bene? Signore, vi lascio alle vostre cose. Buono. Ma boia, come si fa a non vederla? Tenderese mai Però come si dispiaciuto? fa a scendere anche? Consideralo già fatto. Non si scende da qua. Beh, non era questo il modo per scendere? Devo scendere da là. Signorina Torresi, suo cugino volesse che ne scattasse una foto. Tali a che festa, Enzo. Ta stai scialando? Sì. Grazie, signorina Torresi. Ma raccomando, non bevere troppo. No, signora. Non mi voglio perdere manco un minuto questa serata. Capace che magari vota po' meglio. Che vuoi dire? Chissà è una innata speciale. Vostro padre ne concessa la serata libera a tutti. Quindi non c'è che fa va di a casa. Qualcuno potesse trasere o ne escere di nascosto. Capace, signorina Torresi. Secondo voi potesse succedere? Ah, quando calo scuro può succedere di tutto. Tutta poi tu non avesse succeduto mai se avessero partecipato pure i francesi. Ah, vero dici? Vero, re. Tutti pensano che è meglio macchine su americane. Ma i francesi sono meglio e pure più affidabili. Ah, così? Piace. Tiena dritta, Cesare. Cosa? Chiura così? Amone, che va a fare? Mettetevi da banna, scencitevi. Ma togli di torno? Ok. Tecca, pigliatello tu, Kiss. Va bene, mettetevi in posa. Non vi muovete, tutte femmine. Muoviti. Chi è? Caroso. Minchia. Non ti muove. Caroso. Rape. Caroso. Rape. Me la sarà poi mai più. Vai a parlare. È urgente. Cocecca. Nonno, perché? Una femmina è che falla niesce. Non c'è nonno. Un mio coglione. Mi dissi che non c'è nonno. Allora? Che è successo? I miei uomini nelle guardie dicono che ci sarà una retata proprio nella conceria oggi. Minchia. Abbiamo un traditore. Corre gioco, dicelo all'auti. Fate sparire tutto cosa, allestiti. Come fu a parlare? Di questo ma vero io. Ci succhio sai di $20.000 di mazzette dopo Inza, raccoglie tutto. È vero, di fare in modo che sbiro un piglio un annuccio. U capiste? Minchia. Picca ci mancò. Non ne sei né io. Minchia, non c'è tempo per pesare Cesare. Cioè comunque lui è veramente molto più amico di Cesare che di Luca. Cioè ormai
lui parla sempre o interagisce moltissimo di più con Cesare che con Luca, no? Questo non me l'aspettavo. Cesare, qualcuno sa cantò. Stanno arrivando i sbirri. A levare tutte cose recca. Per damace, quanto abbiamo? Pecca e niente. Ma mi sembra tranquillissimo Cesare, tu e io lui. ora scendiamo. Facciamo uscire i nostri due. Appressati a su. Se non pensa con seria. Faccio passare. E a pressa. Se trovano senza mucciata, siamo PS. Vedremo se riesciamo a pigliarli. Minchia. Guardate dappertutto. Sequestrate tutte cose. Arrestate tutti quelli che trovate. Forza. Scommetto che sta puzza non te ne dà fastidio. Speriamo che la soffiata è giusta, Ora, vedi, torresi a voce per stava cucchioniando a tutte pari. E se non era per mia, tu non ne avevo stagionato mai. Figli puttana. Oh, statene al posto tuo. Anche se abbiamo un accordo, mettiti in mezzo e finisci in carcere con gli altri. Oh, non so, ma qui e ti hanno accodato. A me non mi vedi più. I piccioli faccio il cane. Ci penso io. Tu avverti la voce. E trovo falsario. Oh, Enzo, caso. Coi criminali assaggerete il rigore della legge. Collaborate ora. L'ombra qua era. O vitti chi sbirre. Un saccio. Proprio grazie per l'informazione. Infame su Buono. Vattene. Questo sta fermo, girato di spalle. È una guardia veramente eccellente. Giuseppe. Lui contro uno. A ringraziare che sei vivo. Capitano male, ci fece tagliare come coteardo. I picciole. Uno scannatoio, un carico completo, pronto e impacchettato. O va piglio io. Tu vattene. Con piacere. Che Cesare! Minchia! Fu scannatoio! Vai tu, io mi arrangio. Da capo! La finestra chiusa! Sparategli! Dobbiamo raggiungere quella porta! Ma va fanculo! Ah! Sei spacciato! Terrorista minchia! Oh! Oh, ma mi si rompe. Via, sto imparando a mirare. Enzo, scandalo! Ammazzo! Minchia bottano! So che minchia! Cesare, amone! La macchina. I piccioli sono in la macchina. Tu sei morto. Amone. Che tu badale, Enzo! Non mi faccio scappare! Cosa fetonza! E vorrete c'è! Ma come stiamo andando così piano? Oh, minchia! Che minchia fai? Enzo! Volevi che facessi? Tutta voi! Non fare mai più! Minchia, tutte te picciole! Non ci dare c'è! Sa cosa appendere qua! L'ultima volta che Enzo aveva un compagno che era ossessionato dai soldi, è morto il compagno. Ci stai provando?
proprio cuore tu. Capace, e adesso fate facessero non so che per pregare sì. Ma cioè, La ecco, questione però sa pigliare con tutte continuo a non avere idea di cosa stiamo dicendo, mentre non posso leggere sottotitoli mentre guido. Oh! Amone, soldi essere. Ci successe qualche cosa a macchina. Capace che si picchia una pallone. O capace che è stata una recensione. Chissà se Madonna, ragazzi! Non lo vedi? E poi saccava No! Ma da dove il checkpoint? E vorrei andarci. Usaccio, spara vecchio! Ma cioè, uno come fa? Con questa nebbia qui a schivare le macchine? Non lo vedi? E poi saccava Quindi tra l'altro avevo perso il checkpoint un un secondo prima. Non ne puoi essere. Proviamo a sto qua in noto. Forza! Collezionabili. Non era il momento adatto. Minchia. Iettala. Mazzimi, gli succede una guerra, eh? Ma frati, fa succedere un 48, capisti? Appena si sapeva che fossi tu a parlare, se muoi tu stesso. E la tua parola contro la mia. Quant'ave che travagli per sbirri? O fu spadaro che tu comandò? E ne cagaroso, ma Coignoto. Chi era un caporegime, Cesare? Un coignoto. È sbirro. Non puoi stare qua così. E continuano a non capire cos'è quello che farà smuovere la trama in questo gioco. Luce all'inferno. Ora succede un 48. Meno male che noi altro non ci facciamo niente. Chiedo si imbriacò e ne so forestato. È stata una fatalità. Case. Don Ruggero, benvenuto. Garantisco io la sicurezza vostra e magari picchidda di tutti i vostri uomini. Assettatevi. Perché mi faceste venere? Lo sapete buono. Temo che me l'avete a spiegare. Allora arriva un momento che ne parliamo chiaro. Don Bernardo, gli è chiesto il punto giusto? E sberri si presentarono senza ammetto una me con saria. Mi costò assai. E a me che minchia mi sta contando? Fu Corrado Baissone, suo frate, che fece venere i sberri. E gio parrò e mi arrobò a roba mia. Vedi questa accusa rossa, Ma come corissi? Enzo Papare e Cesare Massaro. Ah, Caruso è uno scemonito. Tutto romene ferocia su. Dove tu sei baissone se mi scocchi i sberri. E sta cosa la va pare. Queste sono minchiate. Magari che fu Corrado, tutte cose solo, fice.
Un uomo come aveva oggi. L'avesse a tenere a bada, e che ne so. Ma frati è morto. Ammazzato. E voi oggi ci mancate del rispetto a così? Ma state capendo? Ma non avevano mai cosa detto che state erano dicendo? fratelli? Ammazzare un uomo d'onore potessi essere motivo di Ma c'è guerra. niente sapere. Calma. Calma. Avanti. Sapevano i compoittari, eh? Ma volete abbassare la situazione? Io non c'avevo niente da abbassare. E non c'avevo manco più tempo da perdere. Amore mio, dobbiamo stare attenti. Mio padre aveva sempre la luna storta e si arraggia per tutto. Ci sono uomini che c'è di tutta la notte. A Camorra non ti posso venire a trovare. Però non cancia che ti amo e sempre ti amerò con tutto il cuore. Isabella. Barone Fontanella. Prego. Ricca. Avanti. Raffaele, aspettate. Dicessi che era urgente, lo ascolto. Don Bernardo ne potessimo parlare in privato. Che giocato volete contare o potete dire? O verranno a sapere lui stesso? Come volete. C'hai una pare di problemi in una fabbrica fuori con le zolfo. Ma che fu? A me non mi venne a raccontare niente. Perché ci sono questi problemi? L'operai scioperano e ne domandano cose le pazze. La produzione si fermò, non potevo travagliare. Me scanto che ho problema è l'uomo vostro, Lorenzetti. Lorenzetti è un amico. Me fero, aveva anni che è nella fabbrica. O che cosa canciò? Dicono che Ido fu a pianificare su sciopero. Non ci posso credere, Raffaele. Allora tagliate questo. Femmo un cenneccia a mancasse, ma solo Ido può essere stato. E se Ido comanna, l'operai ascoltano. Buono faceste voi a parlare a me. Vi ringrazio, Raffaele. Sempre una a cinna con Fontanella. Minchia, vero, Ma a capire come stanno le cose. Pensateci voi. Va buono. Lasciatemi solo. Amone. Vieni Enzo. Camera. Sentiamo un po' le novità. Vincenzo Lorenzetti. Conosce a Don Torrisi quando erano picciotti. Ne andavamo insieme a filmare sciopero alla fabbrica di Fontanella nell'anno 90. Non è tipi fare queste cose. Fai tutto quello che puoi per trovarlo. Ma sta a cura. Il giù sa per cosa stiamo cercando. Lo trovo io.
Potremmo sistemare tutte cose. Va a domanda per repere. Capace che l'uomo ne sentirà qualche cosa. E parla con te, chi dove l'occhio non è che è. Enzo, buongiorno. Lo sapevo che c'era da qualche parte. Isabella, poverissimo un pizzino. Certo, non poteva ni escere. Troppe vadie c'erano. Ma mi manchi, amore mio. Io ci insisto. Pure tu mi manchi. Sakura. Luca vuole che trova Lorenzetti. Ossia chi sa. Sino a oggi non c'era niente in riri. Io che aveva una femmina con le zolfo. Una vecchia lavannara che si chiama Quindi immagino che mancheremo prima lei. Ha voce cose? Suo cugino, Camillo Buigio. O anche lui. Intossicato. Capace che accettasse qualche cosa. Prova a domandare. Grazie, Tino. Un fare minchiate. A trovare a Lorenzetti e la portare a casa. Ora adesso ci penso io. La priorità sarà chiedere, fare domande Che vuoi? alla compagna e al cugino. Signora, stai cercando Vincenzo Lorenzetti? Solo tempo stai perdendo qua. Già ciuristi ai tuoi compari, non hai piccioli. Compare. Chi volete dire? Lui erano, mai l'aveva visti prima. Facci i tacchi, vennero per spiare le cose come a te. Signora, Vincenzo è dentro. No, mi usciva a sera a giocare ai cai. Ancora non sa recoglio. Poi si incagliano bui dell'ora fabbrica. Con cui ho a che kite? Con dei cimoniti del paese. Tonio, Bastiano, assai. Tutte bestie. Grazie, signora. Sa sindacare. Camillo Buigio. A Lorenzetti stai cercando. Sogno un amico. Mi gioco tutto. Tu sei con Fontanella. E tu con sindacato. Aiutassi tu Lorenzetti con sciopero. Magari Dio, quando ne senti parlare, già stava scacciando l'uomo di Rocancello. Ma non aveva senso. Manco pa' la capa. A Vincenzo sindacato non può vedere. A stento ne parliamo per questo. Senti, c'è che risposte? Para con chi dico qui io che è cacte. Tonio e Sebastiano. A fare conto che tutte le sere giocano. Grazie, signore. Salutiamo. C'è uno che si chiama Tonio o Sebastiano? Verissimo a Lorenzetti in ICON. Certo, ieri sera. Non so a giocare ai kite, eravamo come tutti i seri. A un certo punto si presentarono Ruvaizza e nettaro fuori. E che ci cavano? E come sapi? Vincenzo non la lascia mai una partita quando vince. Officiente alla collina vicino al pozzo. Cercalo dopo. Grazie. A te, sei tu che lo vai cercando Lorenzetti? Prego, recca, lo faccio vedere. Talia, da sotto. Se stai cercando Lorenzetti, allora c'è su uomini armati alla fabbrica che si stanno portando tutta qua. Si trascinarono a Lorenzetti dall'ufficio di Fontanelle e si chiusero in sa. Facessi buona a Teremillo. Tranquilla, trovo io una maniera per trasere. Ora ci penso io. Se Lorenzetti? Che successe? Dove sono mica cani, si pigliò tutte cose. Pomello. Il do capo? Fece scappare l'operaio. Volevano approfittare i secchi. Le fontanella. Va bene, tranquillo. Può camminare. No, no. Lorenzetti. Lorenzetti. Minchia. Ma fare lo stealth è sempre inutile. Arriviamo sempre a un punto in cui parte una sparatoria. Non ce la faceste aiutare a tuo compare? Minchia, io non le stesse succedere un'altra volta! Che puttana! Oh, stiamo spennando per
bene, ho vostro fontanella. Che ha spacciato, Ma guarda, esce fuori. E ti spiego tutto cosa. No? Ah! E fai come ti piace. Ha bruciato tutto cosa. Neghiere. Subito. Tutte cose stanno carendo. Forse stinerebbero quei duri lì. Lo senti sto merlo? Non lo lasciate fuori. Wow. È appena diventato un shattered. Vedano, o capo morto ti vuole. Come? Ah, ok. E questo magari non era il momento per rompere la settina, però. Vabbè, è inutile che fai il cross, non sei neanche un personaggio importante per la trama. Che fa, impazzissi? A così abbracciamo tutte rotte. No, se mi spiccioppa. Allora, ripetiamo la mia tattica. Attacco pesante, a fondo, a fondo. Attacco pesante, a fondo, a fondo. Attacco pesante, a fondo, a fondo. Lo sai come comincia, Oh, lui anche mi sovrappartito, puttana. Cerca non sprecare ciato. Che ne hai bisogno. Ops. No, ma non mi ha preso. Troppo lento sei. No. Credo di aver trovato una quadra nei combattimenti, nei duelli a coltello. O capobascio è morto. Morto e cremato. Che successe? O Caruso trovò Lorenzetti quasi ammazzato per lignate. I cani spadarono, si portarono tutto quasi e poi resero fuoco alla fabbrica. Enzo? Vivo, ma non avessimo a preoccupare di tu. Lo sai che significa questo? Casa vanno pigliare tutta la madre. Era una gran minchiata.
Che l'uomo so, fece tutto solo gioco a conzaria. Sape quant'era che ne stava tradendo? Buttana la miseria. Fontanella finito, Ormai sappiamo che non vale più niente. Questa è una cosa nostra e di Spadaro. Troppo assai a sto cornotazzo l'ha malassato vivere. Sta storia a finire. Se è chi che hai vuole, non c'è nessun problema. Sai chi è che mi ricorda il Don? Flavio Insinna. Minchia, che cavolo. Magari rinciai che si s'accupa. Enzo! Che successe, Don? Mia figlia mi fa nascere pazzo. Avesse mai essere una chiesa prima del battesimo, ma già pare che non aveva premura. Aspetta la tua e poi ti la San Celeste quando è pronta. Certamente. Questa fiesta ci sarà già con neghi, ma tu prova ad arrivare prima che comincia la cerimonia. Un bene. E accompagnare Isabella. Ne vedremo dopo. Amore. Signiero tutti. Scusa che ti feci aspettare. Era l'unica maniera per passare un po' di tempo con il mio autista privato. Se è pensare con te, io ti aspetto. Sei bellissima. Ah, un vero valore. Aveva assai che non facciamo una festa di famiglia come questa. E mia, fare ne vai te è un onore. E io contenta assai, sogno. Una volta dopo che ne esce un vino, so che c'è qualcuno con cui posso parlare. Come sapevi che tuo padre me l'avesse comandata a me? Non lo sapeva, però avevi a fare un tentativo. Cominciò a ferrare, signora. Sogno con te. Sì, si firetia come autista. Autista. E t'accontenti? Ma papà è su che un ambizioso eri. C'è una bella innata e sogno solo con te. Ti posso desiderare, chissà. Però mi avesse piaciuto che la stata fosse stata più lunga. Dici che ci arriviamo un tempo per la cerimonia? Tranquilla. Un pozzo mancare. Luca e Valentina troppo contenti erano stamattina. Non tornisi come pagino. Un piccerito può campare tranquillo. E poi picciriggio che sono contenti, Enzo. Non solo per me pace. Soprattutto per Samuele. Dopo picciriggio ci portò gioia a tutti. Tu vedi in dall'occhio mentre che una cavi. Era scantato. Mai l'hai tenuto un piccerito. Io non volevo sorpassarla a sinistra. Meno male come carico. Ci pensi mai che potessimo avere una famiglia, Enzo? Io e Tia. Sì, nate, ne vettimo picca e niente. Senza idea mi parano troppo lunghi. Se non pensa alla nostra famiglia, non ce la posso fare. Ma t'immagini? La vita che potessimo avere. Piacere. Maritare. Stare nella nostra casa. Non faccio pensare a altro. I discorsi che fanno qua sono sempre più problematici, Bimbi. Cioè, io credo che questo sia veramente l'unico videogioco in cui puoi andare a giro per la mappa con una macchina e ci sono i bambini a giro per la mappa. Buona festa, Angelo! Vostro padre è già in chiesa. Enzo mi disse di riferirti che la signorina Torrisi tu la devi accompagnare.
Forza, amone. Dopo di voi, signorina Torrisi. Questo è più bello io in nell'anno. I fesseri santi mettono sempre a tutte il buon umore. Ti capitò mai di riccia una? Certo. Pure un nobu pure un era prima. Niente a che spattere con chiso, però. Niente c'è con mano a sta festa. E il vostro santo cu era? Santa Barbara. Ah, per chi so è giù tatuaggio? Ne proteggeva. Ne portava fortuna. Quasi sempre. Un vattio per la festa ro patrono di buon auspicio, Ma è pace capace che feci l'opera per fare sì dare a chiesa oggi. E allora, secondo me, a Pace Ciccone venuto a risi non ci mancherà mai. Buono. Valentina e Luca, la famiglia su. Antichiare fortuna ne si vista a tutte, specie di questi tempi. È sicuro che la festa ne si sia mai nata. Talia, i cosi palotta stanno abissando. La lotta c'è. Tutti i mascoli vanno puittare a San Celeste. Ma poi si picca su. Ne si pigliano a legnate. Quando era picciotto, lo fece magari me pace. E vinceva? Ma io che ti perdere. Si strazzava tutto e si riduceva un santo Lazzaro. Non se ne preoccupava. Cantava felice insieme a tutte le lauci. Isabella. Scusa, sovrappensiero ero. Potiamo parlare? A chi sta pensando? Chi tu ricevi prima? Un nostro matrimonio. Pensi che qui davvero un giorno può succedere? Sogno sicuro. Succede a me pace, no. Non qui. Io domerette feroce. Mi rispetta. Come divento un puitante, mi era una sua benedizione. No. Non lo conosci come conosco io. Io non sono libera di scegliere la mia vita. E a te non ti perdonerebbe mai. Penso che lo potessi convincere. Sebbe tempo. Voglia, già passati 4 Non anni. ne parliamo, sei nata. Salute, signore e signori, anni e carierdi, facete avanti, state a sentire, quanta storia, un amore proibito e impossibile, ben parviene. In Sicilia c'era una picciotta, nata nobile, capiti? Voleva accompagnarci, muoviti. E uomini. Mi piacesse tagliare un po' con le bancarelle su avimo tempo. Come vuoi tu? Ne vedremo quando finisce. Perfetti per rialalle. Qualche cosa per vostra moghiere? Oh, Maida, non è... È una cosa grave? Comprare un fiore? Merasse Kid. Ah, ottima scelta. Grazie. Ricca, Enzo. Mi dispiace, perché do Teresse. Isabella, ascolta. No, ma scusare, non voleva... Ascoltami, Teresse. Un giorno, Isabella Torresi, noi andremo in chiesa e ti giuro che ci sposeremo. E tuo pace non dirà niente. Ma intanto, piglia chiso e ricorda che io non te lasso. Lo capisci? A te non ci rinuncio mai. Potessi morire ora. Tu giuro. Oh, Enzo, bellissimo, Io mai sentì... Grazie. Io... Grazie. Manco io ci rinunciassi mai a te. Non posso. Non mi interessa che cosa succede. Lasciata Giovanni. T'ho giuro. La questione di tempo è, Enzo. Ora, amoni però. Finalmente, forza che cominciano. Non mi aspettate, hai a dire il suo fotografo pronto.
Miei cari fratelli e sorelle, preghiamo insieme il Signore Gesù Cristo di proteggere questa creatura. Ai suoi genitori e ai suoi padrini il compito di insegnarci a diventare un buon cristiano. Dio, tieni questa vita, tuo regalo, lontano dal veleno di ogni tentazione. Voi sapete, i figli un regalo dall'alto sono, un frutto che cresce in moglieri. La pace accompagni a tutti i presenti, per Cristo nostro Signore. Amen. Chissà Buona Vinne, ne facciamo un'ausa. se morirà qualche personaggio. Trovate una femmina, ma Nello specifico se muoiano più di un personaggio. Signore, vieni davanti. Bello questo. Cioè, c'ho problemi tecnici e tutto, ma comunque era una bella scena questa. Casarenza! Gli spadaro, figli di polle, è un giorno santo! Luca, pensaci dovete. Ha trovato cui sta sparando! Portate basso dai sei minchia! Enzo, te copro! Non t'ho reso, non vi muovete! Zio! Minchia! Assecondala! Io l'arrerò a te, su! Ancora, zio! Ma io ce l'ho le armi? No, sono un po' disarmato, senza nulla. Non ha funzionato come volevo. Picchiamolo, tu figli bottati! Quando arriviamo alla vuoto capurà, chiazza, tu correnzi alla chiesa, io te copro! A Casa? casa tuo campanile! Sì, ma questo qui che esperienza cinematografica incredibile rispetto al resto del gioco. Cesare, vattene alla chiesa! Gira andare! Cioè tutto il gioco era con un'impronta cinematografica, ma non a questo livello. Cosa sta succedendo? Ma cosa è successo? Non andavo avanti. Vai alla chiesa! Vabbè, per forza devo passare di qua. Boia e... Cioè, se era pericoloso per un tizio lì, figurati io che devo anche oltrepassare il suo cadavere. No, era qui. Sei lontano, Raperrera. Magari tu, caroso. Cioè, io per la cronaca avevo premuto E invece di Q, Quindi qua invece attacchi veloci, spammare attacchi veloci con i personaggi leggeri. A cosa ti posso ammazzare dei vicini? Tu sai che facessi? Se il suo orecchio grande rinuate. No. No, spammare attacchi leggeri non sembra funzionare. Allora facciamo di nuovo attacco pesante, a fondo, a fondo. So camenchia. Enzo! Io assecondo. Tu aspettalo da sotto. Non vedi? Io faccio nascere la famiglia.
Non ti venire appresso a me, caroso! Lanciate! Che problemi hai? E sei minchia un nero neri! Ma siamo un foddia! No! Aspetta, ma! Che è successo? Maria! Pezzi bestia! Minchia! Finché molla! Quella donna lì lavava i panni tranquillamente. Ciao! Ma chi sta... Ma che minchia sta facendo? Ma scusare, allontanati! Buongiornissimo, caffè! Scusasse, signore! Fermo! Addia! Minchia! Chi sta facendo? Ora un vecchio ronnere. Te fottissimo ce ne vedo! Ci sono femmine e piccerite qua! Femmine vostre e piccerite vostre! Posso una caputo! Ammazzare a dia! Coglione! Sì, vabbè. Minchia! Madonna. Madre santissima! Chi sta facendo? Tia per sceccata, mi hanno tutte cose per ne. A cosa facile è, secondo te? Io non so neanche capendo se sto correndo. Stavo correndo oppure no. Minchia! No! Enzo, se ne sta fuoriando! No, sta minchia! Forza, te ne qua! Sa anche l'ora. Bud Spencer ucciso. E adesso è il momento anche di Terence Hill. Forse, fatto. Ora ascolta! Ah! Muovete! E vediamo! Minchia! Veremo se è vero muoito! Non ne sei! Non me ne vaio se Premonte vero muoito! Finio a cosa? Aveva troppo tempo che te volevo regare, caroso! Caso! Ancora un ferrere come a Tofrat! Picchi puttana! Picchi puttana! Lo saccio che ha ammazzato tu? Non sai una minchia! No, mostro sì!
pensa era un Carosi Ferreira. E ora, veniamola qua! Certo. Ma sai, Pais? Arriere. Enzo. La sua nemesi. Tra l'altro non l'ho citato io, tra l'altro. Non si può girare avanti a così. Certamente che no. Non più. Salutiamo. Reinaldo. Non Nicolò. Grazie, va benissimo. Allora, per quale questione così urgente mi avete a parlare, Raffaele? Chi dare cui parla tutta la Sicilia? Che c'è qualche problema come con l'affare? Come conoscete l'affare? E sate su chi ne sanno. Sa guerra con Spadaro o ci passò ogni limite. Io la decidere qual è il limite. Ricordate la vostra posizione. Siete su da me famiglia, di generazioni. E lo sapete come successe? Contraffazione, incendi, omicidi. Dicono di mandare un prefetto di Roma per combattere la mafia. Se fosse così, ne potremmo aspettare problemi a dignità. Mi sta parendo che avevi pentisse fuori il nostro acquaito. Io non mi pentivo di niente, ma stava a fare qualche cosa per fermare il suo sangue. Spadaro attaccò a me famiglia. A voi ce li sta spennando. Un serpiente sa va scacciare e basta. Ma qual è il prezzo, eh? Il prezzo per fare cose arrangiate. Spadaro, sto fetoso. Vuole solo provocarvi, Don Beinai. Si aspetta che lo attaccate. E per voi che avesse a fare? Facete una trattativa. Negoziate. Spadaro, solo la forza conosce. Ma se facete così, alla fine della guerra, arrestate con una maniata dei moschi. Se organizzate la pace, un modo per vincere sempre si trova. Ma se vi succedesse che cosa? Che situazione ce lasciate, regissera Isabella? E come va a finire con l'accordo tra le nostre famiglie? Se facciamo solo guerra e terra bruciata, con una maniata di mosche in te mano, finisce che arrissiamo. E perché pensate che ora Spadaro sa va a fermare? Spadaro ci sta rimettendo come tutte noi. E sogno convinto che magari come a Bossia ci fanno schifo le autorità. Se domani riuscisse di convincere Spadaro a trattare, voi ci pensereste? Se parla. In territorio neutrale, a Dabbanna come sempre. Che isso è un primo passo. Parlate con Spadaro, se già accetta. Organizzate l'incontro. A mediare e a proteggervi
Ci penserà a me famiglia. Ora, Bernardo, venite. Bevevone qualcosa, eh? Sei nata no. Enzo, Chase. Non hai assai tempo. Avisi manica un te viro. Un doi mucchiu, ma domani sempre su si vivo su morisse. La guerra con Spadaro finisce presto. Tu mi dicesti che nella vita possiamo decidere chi duca siamo. Chi sto chi duca scegliesti, chi sto e chi duca voi. Isabella, ora tuo pace si ferrare mia. Ci ha domandato mano e caso benedizione. Ne potremo maritare. Io ti voglio bene, Enzo. Ma non ci posso vivere nel mondo di mio padre. Non mi affiro più. Ma stai a dire un'altra cosa. Chi c'è? Rimmelo. Io... Tu... Torna più tardi. A parlare. Ma scusare. E su questo mistero direi che possiamo concludere anche questo video. Come al solito, ci sentiamo alla prossima. Non penso che riuscirò a farlo uscire già domani, però proverò a farlo uscire per domani l'altro.